Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio, sono prossimi al via i cavalli partecipanti alla prima corsa, una prova per 3 anni, ovviamente i gentleman in salchi, essendo giornata gentleman questa. Si va al via 1 Danea di Poggio Matteo Zaccherini, 2 Divina Stella Michela Rossi, 3 Desdemona Laxmi Maurizio Giordano, 4 Dawson dei Greppi Nicola Del Rosso, 5 Drago Capar Rebecca Dami, 6 Dylan Grad Filippo Monti, in seconda fila 7 Drink Sì Carlo Ballotta. L'allenamento è completato, l'autostart entra in retta, tende a ritrarsi dal 6 Dylan Grad e si parte con l'errore di Divina Stella. Sono veloci Dawson dei Greppi e Drago Capar, con all'interno Danea di Poggio Numero si 2 infila all'interno di Drago Stella Capar squalificato. anche Desdemona Laxmi, che però sbaglia. E allora Dawson dei Numero Greppi 3 all'avanguardia. Desdemona Laxmi squalificato. All'esterno prova ad avanzare Drago Capar, i primi 200 se ne vanno in 14 e 6. Con Dawson all'avanguardia, Drago che parcheggia in seconda posizione. Poi in terza c'è Danea di Poggio, risale all'esterno di Langrad che sbaglia e lascia così in quarta posizione Drink Sì. I primi 400 Numero se ne vanno 6 in di 29 e Langrad 2. squalificato. Ritmo veloce, quello imposto dal battistrada, che sulle curve deve un po' aggiustarsi di camminata, però prosegue in netta evidenza, 44 e 6 per i primi 600 metri. Dawson dei Greppi al passaggio davanti alle tribune, netto leader nei confronti di Drago Capari in seconda posizione, Danea di Poggio in terza e Drinksy in quarta. Il mezzo miglio se ne va in 59,6 con Dawson dei Greppi che continua all'avanguardia, Drago Capar che lo segue, Danea di Poggio e Drinksy con una corsa ormai cristallizzata da un giro a questa parte. 1,14,8 il primo chilometro da parte di Dawson dei Greppi, che è sempre in evidenza nei confronti di Drago Capar, Danea di Poggio e Drink Sì. Quando siamo ormai a 400 metri dalla conclusione prova a muovere Danea di Poggio, trova l'anticipo da parte di Drago Capar, buca tutti di dentro Drink Sì, 14 e 7 di là, in vantaggio Dawson dei Greppi, viene in mezzo alla pista Danea di Poggio, aggirando Drago Capar, aspetta l'open stretch Drink Sì, la piegata conclusiva passata in 15 e mezzo da Dawson dei Greppi che è attaccato da Danea di Poggio a centropista e da Drago Capar, di dentro da Drink Sì, ancora in vantaggio Dawson, prova ad arrivare Danea, prova ad arrivare Drink, si impegna anche Drago, Drink Sì di dentro, Drink Sì che porta a casa la vittoria ad alta quota, 15 e mezzo anche per la rete d'arrivo 1, 15 e 2 ragguaglio cronometrico, Carlo Ballotta in salchi all'allievo di Gabriele Ballotta, i colori di Ilaria Vecchi, il successo a sorpresa del numero 7 Drink Sì, un figlio di Letuche che riapprezziamo nelle immagini bucare tutti in open stretch. Sulla dritta di là si è mosso Matteo Zaccherini, si è mossa Rebecca Dami, Carlo Ballotta non si è mosso, ha guadagnato di dentro e poi ha sfruttato l'open stretch al secondo Danea di Poggio. Per il terzo c'è fotografia tra Dawson dei Greppi e Drago Capar.